Il 15 dicembre del 1943 un treno viaggiava verso New York. Portava tanta gente comune, ma portava anche un personaggio famoso. Aveva suonato e cantato nei più grandi teatri del mondo ed era celebre per una canzone. La canzone si chiamava Ain't Misbehavin' e l'uomo, Fats Waller, aveva 39 anni ed era stanco e stava tornando in famiglia per festeggiare il Natale. Fu lì, dentro un vagone di quel treno, che quell'uomo morì. La canzone che quell'uomo aveva scritto rimase famosa ancora per molto tempo, ma lui questo non l'avrebbe mai saputo e non sapeva neppure che l'estate dopo, nella campagna d'Emilia, una donna l'avrebbe cantata. Ba-da-da-da-da,
Grazie. Ma chi sono? Quanti alberi! Ecco. Mamma, ma è qui? Sì. Non è poi così brutto. Ma chi ti aveva detto che era brutto? Possiamo scaricare, signora? Sì, mi raccomando la radio, eh? È meglio tirar giù prima i materassi. Sì, sì, meglio. Trovata? Sì. Eccola. Ah. Ehi, avete visto l'alberetto? Ecco. Che bello? Dopo lo andiamo a Piano. vedere. Sì, certo, che bello, non vedo l'ora. Che carino. Sto aprendo, andiamo. Dai. Vediamo, mamma, ecco. Mamma, perché non torniamo a casa? Ma sei matta? È bellissimo. È pronta? Sì. Ci sono rimaste male, eh? Beh, forse dai racconti che avevo fatto poteva sembrare tutto più bello, eh? Era più bello, quando qui c'erano ancora tutti. E quelle belle feste la sera. Su, dai, che devono dormire. Ecco la camomilla. Ma io qui però ho paura. Anche loro hanno paura, ma non lo vogliono dire. Ma dai, ma paura di che cosa, scusa? C'è la mamma qui nella stanza accanto. Dai, bevi la camomilla che ti fa bene, eh? Ecco. Ma questa non è camomilla, fa schifo. Ma no, che ti fa bene, ti fa dormire. Su, bevila. E voi due a letto. A letto, su. Mamma, domani sarà tutto più bello, vero? Sì. Nel bagno ci sono certi scarafaggi che sembrano ragni. Ma dormi, esagerata. Bevi. Dormi. Un furuncolo qui. Non è niente, dai. Dormi. Vi ricordate? Che paura avevamo, eh? In città tutte le notti. Sì. Qua almeno saremo tranquille, no? Mhm. Dormite, su adesso. Qui chi ci dormiva, mamma? Era la stanza degli ospiti. Una volta, quando feci la mia prima festa a 16 anni, ci mettemmo un sacco di letti. Da Bologna vennero almeno 20 ragazzi e dormivano tutti qua. E c'era anche papà. Sì. E in che letto dormiva? Ma in uno di questi, credo. Io credo che dormiva nel mio. Sì, forse. Deve essere bello avere una festa tutta per sé. Mamma, ci canti una ninna nanna. Dai, che tanto Sì. tempo che non ce la canti. Dai, per per favore, ti per prego, favore, una dai. corta, dai. Va bene, però dormite dopo, eh?
Francesca. Mario. Ma quando siete arrivati? Oggi. E come mai non ti sei fatta vedere? Ma avevo un sacco di cose da fare. Non sei cambiata per niente. Oh, dai, meno male che è buio. E con chi sei qui? Sono con le mie 3 bambine. E poi? E poi c'è la Tonina. Te la ricorderai? Era la donna della mia mamma. Sì, e poi? Come? Poi nessun altro? No. No, nessun altro. E tu? Oh, per me è tutto come allora. Mio padre, mia sorella, la solita storia. Ho voglia di vedere la Giovanna. È sempre più matta. Però almeno si occupa di mio padre. Com'era dentro la casa? Ma io ho aperto solo la mia stanza e quella degli ospiti. Oggi non me la sentivo proprio. Capirai, sono passati più di 20 anni. Senti, ho saputo di Angelo. È tardi, io ho paura che le bambine si sveglino e mi chiamino. Devo andare. Ciao. Francesca! 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 Ciao, Chicca. Ciao. Scendo subito. Non dirmi che sei la Tonina. Magda. La Tonina. Come stai? Lorenzo, Paolo. Buongiorno. Tonina è la migliore cuoca di tutta l'Emilia. Lo so. Ti ricordi, Tonina, La lepre al cioccolato? Che meraviglia. Francesca. Ciao. Ciao, Chicca. Ti trovo benissimo. Bene, anche tu stai Questi benissimo. sono Lorenzo e Paolo. A lei piacciono? Grazie. Date la mano. Ciao. Piacere. Ciao. Piacere. Siamo venuti a darti il benvenuto e a invitarti a cena. C'è anche Mario. C'è Giovanna. No, veramente io No, stasera... niente, no. È un ordine, Ecco. intesi? Tutti puntuali alle 8 a tavola. Va bene. Mamma, ci sono degli uomini. Ma che paura! E voi chi siete? È l'acqua calda del bagno. Si raffredda. Sono i figli del postino, signora, mi stanno dando una mano. Giù c'è la figlia della Margherita che mi aiuta a stirare. Grazie. Aspettate un po', Ah, ragazze, se chiedono di papà non rispondete, fate parlare me. Non glielo diciamo che è in America. No, è un segreto fra di noi, d'accordo? Sì, mamma. E mi raccomando di fare le brave bambine, educate. Sì, mamma. Mangiate Sì, composto. sì, mamma. Sì, mamma, io mi fido di voi, Benvenuti a casa vostra. Buonasera. Buonasera. Beh, se non era per la guerra, occasioni come questa potevamo scordarcene. Qui vostra madre ha imparato a ballare, vero Francesca? Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up, how they get so lit up. Gosh, oh, get up, how they get that size. Golly gee, when you turn those heaters on. Woe is me, gonna put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those beavers? Oh, those weavers, how they hypnotize. Where'd you get those eyes? How they hypnotize. Where'd you get those eyes? Where'd you get those eyes? Brava, 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 brava.
miglior ballerino di tutta l'Alta Italia. Gli ho insegnato io a questi pivelli. E voi chi siete? Io Celeste. Io Stella. Mimma. Ah. Da oggi in poi io sono vostro zio, eh? Beh, sarei un po' di più di vostro zio se vostra madre fosse stata più bionda. Andiamo di là. Eccomi finalmente. Ciao. Ti è piaciuta la sorpresa? Mario l'hai già vista, Sì. vero? La riconosci Giovanna? Ciao. Giovanna. Ciao, Chicca, ciao. Ma non è proprio cambiato niente. Chicca, e a me non mi saluti. Professore. Brava Franceschina, brava. Professore. Brava Franceschina. Adesso ci siamo proprio tutti, come ai bei tempi, i migliori. Sai, Chicca, Magda ha voluto prepararti le frittelle col riso vero, eh? E Mario ha voluto portarti 2 bottiglie di Albana, le ultime. Grazie. Prego, prego. Ecco. Tu lì. Giovanna, Vieni. lì Mario e qui Mario lì. Voi siete ricchi? Insomma. Ma dai, Mimma. La mamma dice che siete ricchi. Sei fidanzato? Noi 3 siamo libere. Mia sorella è deficiente, bisogna compatirla, è piccola. E smettila di dirmi deficiente, se no dico dov'è il babbo. Lo sai che mamma non vuole, smettila di darmi calci. Avete una radio? Sì, a Galena, ma purtroppo non funziona mai. Noi invece ne abbiamo una grossa così e dentro se si vuole si sente anche l'America. È lì che stanno... Noi volevamo assolutamente farti una gran festa e Guido è stato così matto da accendere tutto. Speriamo bene. Sì, speriamo. E così, 8 anni fa, abbiamo deciso di rintanarci qui. Abbiamo venduto la casa a Bologna. L'università mi ha mandato in pensione. Mario ha deciso che la laurea l'aveva presa per scherzo. E Giovanna... Papà mi rimprovera ancora perché non ho sposato Gigi. Te lo ricordi? Sì, come no. Era innamoratissimo però. Sì, a modo suo. Grazie. Se lo vedessi adesso, è irriconoscibile. 4 denti in bocca, i capelli tinti. E sempre i guanti, non se li toglie mai quelli. Mario, e la musica? È soltanto un ricordo. E la commedia musicale? E l'America, Francesca? Ci sei andata come volevi? No. No, non ancora, ma ci andrò prima o poi. Ecco. Dai, mamma, suona qualcosa. Guarda. Qui ce ne sono tantissimi. Mamma mia. Ma dove li hai trovati? Vediamo, ragazze. Mamma, ma non sono scritti in italiano. No, è inglese. Vengono dall'America, sai, da New York. E te li spedivano fin da laggiù. Sì, ogni mese tutte le novità. Era un indirizzo che aveva trovato Mario. Qui c'è scritto 1923, sai che novità. E allora? Che stupide. Ma le note in americano sono come le note in italiano? Sì, certo. Ma cosa vuol dire? Uno di questi giorni, credo. Sì. Dai, Ricordo. Vabbè, io ci provo, eh. Cantate anche voi, ci sono le Va parole. bene. Su, attenti, eh. Some of these days you'll miss me, honey. Some of these days you'll feel so lonely. You'll miss my hugging, you'll miss my kissing, you'll miss me, honey, when you're away. I feel so lonely, just for you only, for you now, honey, you had your way. And when you leave me, you know it will grieve me. I miss my little daddy, yes, some of these days. I feel so lonely, just for you only, for you now, honey, you had your way. And when you leave me, you know it will grieve me. I miss my little daddy,
Yes, somebody's day. Che non ci mitraglino. Mi ha detto Mario che vi siete rimessi a suonare. Sì, ci siamo divertiti un mondo. Vedessi le bambine che facce che avevano. Sulla bici con te, io mi sento come un re, pedalando su e giù, i pensieri non ho più, dubi 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 du. Guardo il sole, guardo te, e pedali accanto a me, nella sua semplicità, un po' di felicità, si può avere anche così. Ring, ring, c'è la giungla sopra noi. Sembra quasi di volare fuori dalla realtà. Non importa che sarà domani, ora sono qui con te. Vivo attimi di gioia e di serenità, pedalando su e giù, di giù, di giù, di giù. Non mi importa che sarà domani, ora sono qui con te. Vivo attimi di gioia e di serenità, pedalando su e giù, di giù, di giù, di Mario mi ha detto che canti di un bene. Niente male. Ah, sì, lo so, me l'ha detto anche a Oh, me. oh, c'è Pippo. Zitta un po'. C'è Pippo. Ma c'è Pippo. Ma chi è Pippo? Ma come chi è Pippo? Ecco! Ragazzi, siamo qua! Pippo, siamo qua! I tedeschi non lo beccheranno mai. Mai. È un ricognitore americano. Viene per farci coraggio. La radio tedesca dice sempre che l'hanno abbattuto, ma invece eccolo. Meno Mario male. dice che è un inglese. Sì. Invece il merciaio, sai Benzi, sa di per certo che è un americano. Un pilota, un asso. Pensa chicca. E viene da noi ogni 2 o 3 giorni. E pensa che per venire qui passa addirittura sopra le linee tedesche, ma lui se ne frega proprio. Se ne frega. Ma scusate, ma perché lo chiamate Pippo? Ma non lo sappiamo neanche noi. Pensa che anche la radio lo chiama così. Ma sarà il diminutivo di Giuseppe. Com'è in inglese? Joy, credo. Benzi! Caro Benzi, ha visto Pippo? Signora, io Pippo lo vedo e lo sento sempre. L'altra notte ha buttato 2 bengala sulla chiesa di San Leo. Era diventata bellissima illuminata a giorno. Ma lei non è la signorina Francesca? Sì. Ma quale signorina, Benzi? Ha 3 figli da marito. Ma si ricordi di quel vestito di mussola a fiori? Come le stava bene, signorina? E quel suo fidanzato Angelo, dov'è finito? Benzi, cerchiamo delle uova. Ce ne sono? Venga, signora, andiamo a vedere. Si accomodi. Nina. Guarda quanta roba che ha. Andiamo a vedere. Per la signora. Senti, ma sei proprio sicura che è americano? Comincia a intrigarti, eh? No, è che sapere che c'è un americano proprio sopra la mia testa mi fa un certo effetto. Hanno della farina, Sì. ma strutto niente, uova niente. Però sembra che abbiano un coniglio. Oh, che non sia un gatto, eh? Diciamo a Maria e a Guido di fare uno dei loro croccanti. Ci sono ancora delle mandorle da raccogliere da noi. Bellissima idea. Che cena, ragazzi. Coniglio alla cacciatora e croccante all'americana. Se i tedeschi sanno che hai di questa musica, ti mandano subito al confino. Ah, non c'è niente di male. Ma loro dicono che è una roba da gente viziata. Dicano quello che vogliono, a me piace. Come va lo zucchero? Quasi pronto. Attenta che quando guarda così una ragazza diventa pericoloso. No, non ci sono mai riuscito con lei. No, non è vero. Ti mandavo un sacco di regali, avevo addirittura scritto, sì, avevo scritto in tuo onore una commedia musicale. Lo sai che mi piaceva? No, a te piaceva prendermi in giro. Ti divertiva, tutta Bologna sapeva che ti corteggiavo, lo sai benissimo, lo sai. Ah, mi sono persino fatta baciare. Però è strano. Dopo tanti anni. Ecco qui ancora noi due che le facciamo la corte. Dai. Ma sì, la corte. Tu sei sempre la privilegiata, quella che può dire ancora sì o no. Ma cosa?
noi. Ma no, è che vi piace pensare così. A tutti piace pensare che tutto poteva essere diverso, tutto meglio. È per poter dare la colpa a qualcun altro. Anche a me succede lo stesso. Non mi crederai, Francesca. Quando mi hanno detto che stavi ritornando, per me è stato come una volta, quando venivate qui in campagna. Sono stato tutto il pomeriggio alla finestra a guardare la strada. Sono scemo, eh? Siete stupendi. Davvero stupendi. Siamo stupendi. Hai sentito, Mario? Dice che siamo stupendi. Ma è vero! Attacca tu! Tu! Ragazzi! Attacca tu! Vai tu! Fiori! Chi vuole i miei fiori? Fiori! Fiori! Bravi! Mamma, c'è Pippo! Mamma, Pippo! Mamma, Pippo! Spegnete la luce! È un americano. Un americano. Cosa facciamo? Francesca. Aspetta. E se ci sto? Cosa vuoi dire? Sì, se ci sto. Tu mi baci e io mi lascio baciare. Poi mi dici che stasera torni. Quando tutti dormono io ti aspetto. Passiamo la notte insieme. Domattina all'alba te ne vai. E mi dici che la sera torni. Io mi cambio. Mi profumo. E poi? E poi basta, non è già bello così. Ho 3 bambine, Mario. 3 bambine. È un sacco di bellissimi ricordi. E in quasi tutti ci sei dentro tu. Proprio perché non abbiamo mai fatto quello che tu vorresti fare. Lo vedi che sono matta? Mm? No, non direi non sei matta. Dai, facciamo Ridolini. Sì. E Gloria Swanson? Grazie per aver capito. Questa antenna qui diventa un parafulmine. Se viene un temporale, becco una setta, prendo una botta
viene giù mezza casa! Benzi! Secondo lei l'America da che parte sta? Cosa? L'America dove sta? L'America ha ragion di logica, sta dove tramonti il sole, da quella parte là, dietro la stalla. E allora la mette da quella parte là! And now, Glenn Miller and his orchestra in Moonlight Serenade. Celeste! Mimma, Stella! Su, svegliatevi. Dai, venite con me, muoviti tu, Mimma, dai! Nella mia stanza, dai, corri! Corri! È Glenn Miller. Sai? Su, vieni, avanti. No, no. Cosa sarà mai? No, voglio farli, no. Ecco, dai, su. Su, dai. Tu che poi trovi un bel fidanzatino anche tu. Non ce n'ho bisogno. Non ce n'hai bisogno, come mai? Già ce l'ho. Ce l'hai già. E chi è? Non lo posso dire perché la mamma è gelosa. Dai, Mimma, dicelo, chi è? Su. No, è Pippo, è quello dell'aereo, ecco chi è. Ah. Vieni, No, buona, andate a casa parole. voi due, su, avanti. Ferma. Buona, Mimma, buona. Buona. Fermina, ferma. Mamma, sono bella. Sei bellissima. Mamma, guarda. Mamma, portami a casa, ho paura. Salve. Salve. È rotto? Broken, yeah. Chewing gum. Grazie. Tedeschi, fascisti. Dov'è? No, qui no. È americano? È pericoloso. Pericoloso quello. E lei con la divisa. You fascista? No, io amo America. Sì, tutta America. I will tell a story. Senti una cosa. La strada per sud. È quella, vero? Sì, da quella parte. Tu va a casa, ma non dire niente, ok? No, non dico niente. Ok. Ma forse lei ha bisogno di qualcosa. Fame, sete, sonno. No, tu sei molto gentile. Niente, grazie. Allora io vado. Ok. Su. Vieni, andiamo. Grazie per la gomma.
c'era Pippo, mamma. Su, vieni a mangiare, che tardi. Eccomi qua. Torno subito, eh? Tutto bene? Bene. Sì. Come mai così tardi? È un segreto. Tonina, dove sta il formaggio? Nella ghiacciaia. Ecco. Come mai ti sei fatta così bella? Io lo so. Senta. Senta. Salve. Salve. Le ho portato del vino. E una coperta. Ah, anche del formaggio. Oh, grazie, grazie molto. Lei è davvero gentile. Grazie. Se ne stava andando? Già ho provato la radio, Mike Put. Come buono. È buono, eh? Ah, senti, io mi chiamo Ray Barghi. È come Raimondo in italiano. Io ho una zia a Castellammare. Io sono Francesca. Sì. Ah, su quella strada ho visto un'automobile andare verso sud. Ci vive molta gente qui? No, ci siamo soltanto noi e altre 2 famiglie, però tutti amici. E poi ci sono i contadini, ma abitano molto più lontano di qua. Well, devo andare. Ma così è pericoloso, è troppo pericoloso. What? Con quel vestito. Poca roba. Ma è matto. Ma la smetta, mi sveglia le bambine. Guarda qua, è impossibile. Davvero impossibile. È lei che suona il piano? Sì. Ah, beh, è un po' scordato, ma è una buona meccanica. Anche suona buono. Ma lei è un pianista? No, non esatto, no. Una volta, sa, lo suonavo un poco, ma è stato tanto tempo fa. Beh, è meglio che si ritolga, eh? Beh, tu hai provato ad aiutarmi. Grazie. A proposito, quando troveranno l'aereo verranno ad interrogarti probabilmente. No, non c'è problema. Tu sei una donna molto gentile. You are very beautiful. Grazie. Sul suo aereo c'è una scritta. La gente che vola ha un sacco di manie e roba che dicono serve a portare fortuna, così uno scrive il nome di una donna o il titolo di un film. Lo so, però perché proprio quella frase? Perché non so come dire, ma è il titolo di una canzone che volevo scrivere quando ero ragazzo. Mi dicevo che l'avrei scritta prima o poi, che sarebbe stata una grande canzone. Il titolo era buono, ma avevo solo il titolo. E poi? Niente. Poi niente. I posti buoni e le persone giuste per fare queste cose non ci sono più. Beh, ci vediamo. Addio. Ci mettono sotto torchio. Ma lo sapete o non lo sapete cosa vuol dire? Un pilota americano qui intorno. Francesca, un pilota americano. No, Guido, su, smettila. Ma tu hai visto cosa c'è scritto?
solo una coincidenza. Se è ferito sarà qui in turno e magari anche armato. E voi le armi sofisticate che hanno gli americani non le conoscete neanche. Ma dai, Guido, secondo me quello là è già al di là delle linee, ve lo dico io. E allora dici tu cosa dobbiamo fare, avanti. Direi di seppellirlo, col fieno. Sì, così se ci scoprono ci mettono tutti al muro. Tu ce l'hai un'idea? Di chi è questo campo, eh? Di chi è? Nostro. E allora tocca a voi la decisione. Ebbene, in questo caso sappi che io ho già preso la mia decisione. È coperto. Finalmente è finito. Meno male. Figli? Che bel lavoro, Andiamo. Meglio non farsi vedere qui in giro, eh? Ciao, mamma. Addio. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Signora. 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 C'è giù Benzi. C'è Benzi, le vuole parlare, è una cosa importante. Ma cosa vuole? Non lo so, fa il misterioso. Vado subito. Buongiorno, Benzi. Buongiorno, signorina. Che fa, vuole entrare? No, è meglio parlare dentro il camioncino. Venga, andiamo dentro. E allora? È qui dietro. Chi? Lui, l'americano. Cosa? Vestito come vestito, è andato dentro il bar del Sasso con tutti i tedeschi e i fascisti che sono in giro. Oddio mio. E l'ho tenuto nascosto qui dentro tutta la notte. Solo che adesso non so dove portarlo. Lui voleva venire qui alla villa da lei. Poi questo è uno pericoloso e se lo beccano i tedeschi sicuramente lo fanno parlare. Magari racconta di lei e adesso anche di me. L'unica cosa da fare sarebbe quella di ammazzarlo. Ma ha capito? Benzi, non dica stupidaggini, vada, faccia il giro di là, su. Venga, Benzi. Lo scarichiamo? Sì. Eccoci arrivati. I'm sorry. Non importa. Va bene, Benzi, ora non si preoccupi, se ne vada, eh? Io vedo di tenerlo qua almeno per un po', fino a che tutto quanto non è tranquillo. Mi raccomando lei, signorina, non lo faccia vedere a nessuno. Sì, va bene. Ciao, Benzi. americano.
Lei deve essere matta. Stanno facendosi ammazzare a migliaia per liberarci. E noi adesso abbiamo la possibilità di proteggerne uno, di salvarlo. Ma pensate alle bambine. E a me. Non succederà niente. Qua non viene mai nessuno. Ma la gente parla. No, non parlerà. Non parlerà nessuno. Mario! Finalmente t'ho trovato. Ma cosa ti è successo? Giura che se te lo dico poi non ti arrabbi. Avanti, su, parla. Mi sono andata a ficcare in un brutto pasticcio. Solo tu mi puoi aiutare. Happy to meet you. Non importa, parla italiano. Lui è un mio amico, il mio più grande amico. Guardi, ho portato un rasoio, del sapone da barba e qualche vestito. Non sono nuovi, erano di mio padre, ma dovrebbero essere della sua taglia. Lei fuma? Sì, certo, ti ringrazio. Ma non queste, no. Oh, Chesterfield. Prendi, prego. Grazie. Would you like one? No, grazie. Lui è Ray e questo è Mario. Oh, piacere. Dai, andiamo, Mario. Lì c'è dell'acqua se le serve. Vieni. C'è un segreto. Voi lo sapete che abbiamo tanti segreti, che sono solo nostri, eh? E che nessuno deve sapere. Dai, mamma, parla. Allora, quell'aereo che è sceso lì nel campo. Pippo. Sì, Pippo. Insomma, è venuto qua, proprio qua da noi, perché c'era un motivo. E il pilota ha corso dei grandi pericoli per arrivare qua. Perché voleva dirci del babbo. Papà. Sì, insomma, ce lo manda lui e adesso è qua vicino a noi, però nessuno deve saperlo, nessuno, se volete bene papà, eh? Allora, cosa ne dici? È vecchio, ma niente male, eh? Sì, sta benissimo. Dai, andiamo. Ok. Oh, just a moment. Arrivo. Ma che cosa ha preso? Oh, un piccolo portafortuna. È una zampa di coniglio che mi ha regalato un indiano quando ero ragazzo. Ho preparato tutto bene. Alle bambine ho dovuto raccontare un po' di storie. Lui è Ray. Ciao. Ciao. Stavi meglio vestito d'aereo. Sì? Si accomodi. Grazie. Allora, Celeste, Stella, Mima la conosce già. E lei la Tonina. Buonasera, Tonina. Roba semplice, sa, di questi tempi. È brodo d'estratto, non sarà un granché. Celeste, Stella e Mima. Noi cantiamo il coro della scuola e la mamma suona il pianoforte. Really? Sì, e cantiamo anche in americano con delle canzoni che neanche te le so. Ma dai, Mimma. Di dove sei? California, Los Angeles. Cosa vuol dire? Los Angeles? Gli angeli in spagnolo. Hai dei bambini? Sì, due. Uno si chiama Marco. Ha quasi 12 anni e l'altro John. John ha quasi 18 ormai. E da voi ci sono i tedeschi? No, non ci sono ancora arrivati. No, non ancora, no. Speriamo di non farceli venire. E papà ha una bella casa, vero? Oh, sì, beautiful. E ce l'ha un cane? Ah, certo, sì, un cane, sì. Un cane americano, magari è grosso e non sa chi siamo e quando arriviamo noi ci morde. Oh, no, non c'è pericolo davvero, è un cane buonissimo. Meno male. E come si chiama? Vic o Dick, mi sembra. È bianco, grosso, un po' vecchio però, è come me. E papà cosa ti aveva detto di noi? Dunque,
Eravate esattamente così come vi vedo. Meno belle. Oh, vi ho trovato molto, molto più belle. Lo credo, con i buchi alle orecchie. Ah, già, è vero. Gli orecchini non me l'aveva detto. Già, è vero. Per forza, ce li siamo fatti ieri l'altro. Ah, ecco perché, per forza. Già, è vero. Allora, qual è il tuo letto, Mimma? Quello. Ah, benissimo. Adesso si dorme, eh? Sono contenta che sia arrivato. Sì, anch'io. Ecco qua. Quando andiamo in America ti faccio giocare gratis con il nostro cane. Oh, grazie. Buonanotte. Lei è stato meraviglioso. No, non è stato difficile, davvero. In alcuni momenti mi sembrava di morire. Senti, qual è la verità? La verità è troppo complicata, non la capirebbero. E poi a cosa servirebbe? A levargli ogni speranza, no? Lei ha voglia di tornare a casa? A casa sua? Da quanto tempo è in Europa? 2 anni. Quasi 2 anni prima in Africa e adesso qui, pensare che doveva durare pochi giorni. E sua moglie? Io non ho moglie, cioè non più. Vedi, si è risposata 6 anni fa. Mi dispiace. Avevamo divorziato e i ragazzi stavano con lei. E adesso? Con una mia sorella nel Messico. Li vedo poco. Non è bello così, eh? No. No, non è bello. Non è bello così. Io vado a letto, signora. Sì, Tonina, buonanotte. Chiude lei? Sì, chiudo io. Buonanotte. Buonanotte. Well, sarà meglio che andiamo tutti, no? Già. Quel tuo amico di oggi, Mario, sembra innamorato di te, così? No, sì, non credo, sì, no. che lo è, No. lo è così, sì. No. Ti piace sapere che un uomo è innamorato di te? Ma mi piace di più essere innamorata. Ti è capitato spesso di innamorarti, eh? 350 volte. Sì. Really? Sì. Well. Buonanotte. Ci vediamo domani. Sì, a domani. Mamma, Ma che paura d'Egitto, dai, vieni. Mamma, ho paura, i Ma serpenti. serpenti, mi fate ridere. Ma io ho paura, mamma, ho paura. Così si mantengono freschissime. C'è Francesca! Francesca! Ciao! Eccoti finalmente. Andiamo a giocare. Anche tu però sta attenta, eh. Ciao Guido. Ciao bambini. Ciao, Nerio. Siediti sulla sdraio. Ciao, Picco. Ciao, Guido. Te lo tieni tutto per te, eh? Ma no, è che ho paura di Guido. Guido fa finta di niente, ma lo sa anche lui, gliel'ha detto Mario. Dice che non vuole sapere niente. C'è Magda che sbava dalla voglia di conoscerlo. Le faranno un sacco di domande. Bene, e io darò un sacco di risposte. Sono un po' noiosi, però sono brava gente. Lo facciamo anche qui da noi. Ci sono i ragazzini in campagna che sono bravissimi. È Mississippi Mad. Lo conosci? Sì, è famoso in America. Beh, lo era, ma adesso è roba vecchia. Allora ha avuto un buon successo. Ci facciamo un bel po' di soldi con questo disco. Faceste? Insomma, secondo me il disco è andato bene perché ci cantava Crosby. Tutto bene? Very nice. Salve. Good evening. Mio padre è già a letto. Entrate, dai.
Ciao. Hai visto Bing Crosby? Ciao, buonasera. Era con lui quando ha inciso il suo primo disco. Sì, Bing Crosby. Bing Crosby. Sarà meglio mangiare subito. Credo che sia stracotta. Magda, Ciao. Guido, questo è Ray. Piacere, molto piacere. 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 Sono polpette di riso. Sembrano uguali a quelle fatte di carne. E questo invece è un bel sughetto di pomodoro. Ah, senti, l'hai poi trovata la pasta? Dai, portiamo tutto di là. Sì. Sì. Grazie. Fa vedere? Fa vedere? Sono buoni, sai. Guido è un cuoco eccellente. È pronto? Oh. Che cosa c'è di buono? Che cosa c'è? Scoprire. Prima l'ospite d'onore. Voilà, spaghetti. Ma dove li hai trovati? Da Benzi, il merciaio. Da Benzi. Lei li conosce? Spaghetti? Ma certo, certo. Grazie. È la prima volta che cena con una famiglia italiana. Sì, è proprio così. è la Ah, prima ma allora è volta. un'occasione importante. Deve esprimere subito un desiderio. Really? In Italia Sì, si vedrai usa che si così, avvererà. Ok. Veramente. Buon appetito. Tu non li mangi? Però è pazzesco. Speriamo non siano scotti. 2 giorni fa chi se lo sarebbe neanche sognato. E invece siamo qui a tavola a parlare con un americano. Seduti, beati, con a 7 chilometri, Sasso Marconi pieno di tedeschi. Io dico che se non ci danno una medaglia a guerra finita, sono dei pazzi. Questo è eroismo o no? Ray, allora questo desiderio è stato espresso? Sì, credo di sì. Hai visto che stacco? Dai, forza Leo! Dai Leo, su! Mi raggiungo! Ho vinto, ho vinto! Oddio, che ridere! Dai, Mimma, vieni. Sì. Oppa. Ciao, a domani. Aspetta. Che c'è? Ho una cosa. Cosa? Guarda, è un vero francobollo americano. Me l'ha trovato mio padre. È rarissimo. Ce l'avevano alle poste del Sasso nella cassaforte. Sarebbe proibito, ma mio padre che possino gliel'hanno dato lo stesso. Ma sei sicuro che è buono? Scherzi, è buonissimo. Va bene, grazie. Ciao. Yahoo! Sì, era venuto nelle baracche dove ci si prepara per la guerra, con tutta la sua orchestra. Ma in Italia non si trovano i suoi dischi. Io lo sento qualche volta alla radio, ma di rado. Oh, lui è grande per ballare, per far ballare la sì. gente, vero? Sì, sì. No, no, mi succedeva da quando ero bambina. Mi piacerebbe avere un disco di Glenn Miller. Un disco vero, da ascoltare quando voglio. Davvero? Beh, lo avrai, e magari con una sua dedica. Davvero? Ma certo, ti farò fare un autografo, gli faremo scrivere a Francesca al suo amico Glenn Miller. Ti va bene così? Oh, sì. Carissimo babbo, ti scriviamo di nascosto dalla mamma. Ehi, ciao, bambine. Cosa fate? Tu quando vai in America? Non lo so. Comunque non subito, questo è certo. Allora ci serve sapere dove sta nostro padre. Non capisco, come dov'è? È che ci serve sapere la via, l'indirizzo. Oh! Perché? Per una cosa che dobbiamo fare, ma la mamma non deve saperlo subito. Ah. Ho una lettera? Ho indovinato? E che cosa vorreste scrivere di bello a papà? Ma qui c'è la guerra, vedete? Non c'è la posta, non c'è modo da qui. Ma noi il modo lo abbiamo. Oh. L'indirizzo. Oh, ok. Dove? Ah, grazie. An American stamp. 20 West Side. Non volete proprio dirmi cosa avete scritto? Ciao. Di là, di là. Guarda, è una moto. Magari.
Sì, tiriamo dei sassi. Cerchiamo di beccarla. Per me è un morto. Ma che morto? Figurati, un morto. È una moto, non lo vedi che è una moto? Però a me quel coso là sopra sembra un elmetto. Vai tu, Leo, che sai nuotare. È una moto! È una moto! Una moto! È tedesca, è una moto tedesca. Devi aver preso di sicuro una bomba per essere ridotta così. Le gomme sono buone, almeno una da vendere buona. Chissà com'è il motore, Leo? Non ti preoccupare, a quello ci penso io. Non è facile da riparare, vero? Salve, Ciao. Dove l'hai preso? da una vecchia moto tedesca. Ah. Oh, mancano un po' di pezzi. Già. Sai, Leo, puoi anche buttarli via. Non serve più a niente. Salve. Salve. Prego, si sieda. Ah, aspetti, le prendo un asciugamano. Pensavamo che non venisse più. Ah, grazie. Tenga. Hai visto che tempo? È l'estate che sta finendo. Si sieda. Dorsey. Sì. Buon suono. Vuole un po' di caffè? Oh, sì, certo. È magari. fatto con la cicoria, ma almeno è caldo. Ah, Ecco. grazie. Sono venute da me le bambine. Volevano l'indirizzo di tuo marito in America. E lei? Oh, io gli ho dato il mio. Quello di casa mia. Avevano un vecchio francobollo americano e sono convinte che con quel francobollo la lettera arriverà sicuramente in America. Ma per scrivere cosa? Oh, questo non me l'hanno detto. Deve essere un segreto. Soprattutto per te. Prima o poi dovrò dirgli la verità. Però io volevo che finisse prima la guerra, tutto, che si tornasse a vivere come una volta. Sì, lo so che forse ho sbagliato, però io credo che dare a loro un sogno, qualcosa in cui sperare, serva. Sognare? Sì, ma perché devo convincerle che tutto è orrendo, difficile e che crescere vuol solo dire capire che la vita è una fregatura? Beh, ma tu non la pensi così? No. È solo che io non voglio pensarlo, ecco tutto. Tu sei veramente un poco stupenda. No, io sono solo una stupida. No. Ma lo sa che certe sere quando sentivo il suo aereo io... Allora? No, è troppo stupido. Beh, senti, adesso voglio dirti una cosa, ascoltami bene. Vedi, quando ero lassù, in quell'aereo, avevo una mappa abbastanza ben fatta, molto precisa e ben dettagliata. Io volavo ogni giorno su quei posti che la carta segnava. E ci sono case, ci sono strade, campi, ci sono chiese e ci sono anche fabbriche. E con la matita rossa faccio delle crocette, segno i punti e là sulla terra, in corrispondenza dei segni, ci sono delle piccolissime, minuscole cose che si muovono. Ma dopo alcuni giorni ci sono solo grandi buche e fumo. E io vado a fare crocette su altri punti. Ecco, questo è il mio lavoro lassù. Segnalazioni per bombe. Proprio così. Vedi, non è poi così romantico. Forse quei bombardamenti serviranno per aiutarci. Forse, può darsi, forse. Ma intanto mentre tracciavo quelle crocette me lo sono chiesto. Me lo chiedevo continuamente. Ma come ci sei riuscito? Come
ci sei riuscito? Come hai fatto? It's fantastic. Ma Leo, tu sei un genio. Via libera. Forza. Mamma! Mamma! Cosa c'è? Mamma, ho paura, vengo a dormire con te. Paura di cosa? È un temporale. Vieni qua, vieni. Ecco. Ecco. Mettiamoci sotto. Ecco, così. Così. Va meglio adesso? Sì, tanto. Mamma. Dormi adesso, su. Fa la nanna. Mamma, è vero che per sposarsi bisogna chiedere l'autorizzazione al papà della ragazza? E tu perché lo vuoi sapere? Così c'è un amico che si vuole sposare. Ma lo dovrà chiedere al papà, vero? Sì, certo. Ma chi è questo tuo amico? Un mio amico. Beh, buonanotte. Ciao. Senta. Senta. Salve. Oh, scusa, ma non si sa mai. Lei non può stare qui. Ma veramente io? No, ho detto che non può rimanere qui. No, lascia perdere, è Ma troppo senta, andiamo, pericoloso. su, mi segua. Ah, dammi. Qua ci devono essere delle coperte. Eccole qua. Ah, ho trovato anche il cuscino. Ah, bene. Provi. No, non c'è bisogno, andrà benissimo, ma domani è meglio che torni dov'ero, eh? Sì, provi intanto. Sì. Allora? Accidenti. Non è proprio niente male. Ah. Buono. Dovrebbe cambiarsi questa roba bagnata. Ah, sì. Ah, aspetti, vado a prendere un pigiama di mio padre, dovrebbe esserci. Finalmente. L'americano. Lo sai quell'amico di papà? Dorme di sopra nel granaio. Però nessuno deve saperlo. Va bene? Hai capito, Tonina? È un segreto fra di noi. Per tutti gli altri deve rimanere tutto uguale. Ciao. Ehi, Mario. Guido, come stai? Tutto bene, no? Ah sì, sembra che rastrellino da tutte le parti, a Ferrara, oggi a Sasso, a Bologna, dappertutto. Ma la gente dice che qui non c'è da aver paura. È strano. Tu come lo spieghi? Senti, immagino che vedi Francesca. Dalle queste puntine del grammofono, le volevi? No, dagliele tu, è meglio. Meglio che gliele porti tu, le faranno più piacere. Ti prego. Ciao. Ciao. Sapessi le cose che ha visto. Ti piace? Scherzi. Giovanna dice che non è un granché bello, ma ha un certo fascino. Tu sei d'accordo? No, è che è americano. Tutto lì. Ma è come la storia di Bing Crosby, è tutta una balla. E tu gli hai creduto, è ovvio, e sul momento anch'io. Ma è una gran balla. La prossima volta che parleremo insieme, devo studiare un sistema per scoprire se mente. E allora? E allora cosa? Sì, se mente se tu lo scopri. E poi? Mario, perché non ti sei mai sposato? Stai pagando i tedeschi e i fascisti per potervi salvare. Non c'è niente di male. Pagarli vuol dire ammetterli, riconoscerli. Vuol dire salvarsi.
E Mario? Lo sa che stai pagando anche per lui? No. Non lo sa neppure mia moglie, nessuno deve saperlo. E l'americano? Credo che Francesca si stia innamorando di lui. Bravissime, sì, a Broadway facevano esattamente così. Bravissime. Mamma, dai, No, basta, andate a letto. A letto, basta. Signora, c'è la Vincenzina. Dice che è una cosa importante. Signora, il signore sta male. Il signor Mario non sa cosa fare e la signorina Giovanna, poveretta, è disperata. Vengo subito. Chicca, ma com'è successo? E che ne so, io dormivamo tutti. Si è svegliato e ha cominciato a battere sul pavimento. Papà, c'è la chicca. Chicca. Professore. Dovevamo fare tante cose. Rifare il gruppo di una volta. Ma io penso che non potrò più esserci. No. Pensi a rimettersi adesso. E vedrà. Sì, penso a rimettermi. Sì. Mario ti ha sempre aspettato. Era sicuro che saresti tornata. Sì, sono tornata. Voi dovevate sposarvi allora. Ma lui è buono. Forse adesso va ancora bene. Siete stati sempre i migliori, i più belli, i migliori. Francesca, dimentica quello che ha detto il babbo. Ray? Ray, sono io. Beh, allora ciao, grazie. Niente, ciao. A domani, eh? A domani. Ciao. Oh, ciao. Mi è dispiaciuto tanto per il padre di Mario. Ma dove sei stato?
Nessuno se ne rende conto. Ma quel Leo è un piccolo genio, sai? Perché cosa ha fatto? Niente, solo che forse adesso sappiamo che guasto ha l'aereo. Non dirmi che saprebbe farlo ripartire. No, chi lo sa. Comunque, potrebbe essere divertente metterlo alla prova, eh? Non riesco a dormire. Io stavo pensando che, anche se ci riesci a farlo partire, è pericoloso. È un ragazzo e... Insomma, mettiamo che ci riesca a farlo partire. Ma dopo... lassù per aria... Insomma, è pazzesco. Se io riuscissi ad andarmene di qui con il mio aereo, per tutti voi sarebbe un problema in meno, non è così? Io vorrei che tu rimanessi. Non andartene. È stata fatta a Roma durante il viaggio di nozze. Ah, è un gran bell'uomo. Era un bell'uomo. Ma non andava bene a nessuno che io lo sposassi, a nessuno. Né a mio padre, né ai miei amici, a nessuno. E così? E così l'ho sposato lo stesso. Ma nessuno di loro è venuto. E perché no? Ma perché era strano, era diverso. Forse proprio per questo mi piaceva. Mima non l'ha neanche mai vista. Volevamo andare in Brasile. E poi invece abbiamo deciso per l'America. Volevamo ricominciare tutto da capo. Allora era possibile. Eravamo dei pazzi. Volevamo lavorare in una fattoria e poi risparmiare e comprarcene una. Pensavamo di vivere come nei vostri film. E poi dopo? E poi si è ammalato. Una cosa terribile, senza speranza. E lui non voleva ammetterlo. Voleva che nessuno lo sapesse. Soprattutto le bambine. Quasi si vergognava. Ha passato 3 anni in una clinica del nord. Ma le bambine avevamo detto che era in America. Mima non c'era ancora. E Celeste e Stella erano ancora piccole. Guarda, gliele spedivo io dalla stazione di Bologna. E per le bambine riceverle era importante. E poi, una notte d'estate, qualche tempo fa, mi hanno telefonato. E allora tutto è tornato come prima. Gli amici hanno ripreso a parlarmi. Io sono tornata a vivere con mio padre e amen. Lui non c'era più e mi hanno perdonata. Ma è brutto così. Già. Non è stato facile. È dura? Beh, adesso... È
un po' come una volta, come tanto tempo fa. Io credevo che non avrei più avuto la voglia di ricominciare, che non sarei stata più capace. E invece eccomi qua, con le stesse paure di quando ero una ragazza. Sì, le stesse. E tu non fai niente per aiutarmi. Cosa vorresti che ti dicessi, Francesca? Vorrei che tu mi dicessi che starei qua sempre, anche dopo la guerra, e che potrò ancora riavere una famiglia come una volta, e con te. Ma tu non me lo puoi promettere, vero? Anche se non è vero, dimmi che rimani. Dimmelo. Dimmelo. Sì. Non ti vediamo più. Ho un sacco di cose da fare. E lui come si comporta? Bene. Non lo vedo quasi mai. Te l'avevo detto che avevano ammazzato. Ah sì, bene. Bene. Lasciate parlare me, eh? Hai capito, Giovanna? Io ci so fare. Sì, sì, d'accordo. Addio. Ma che effetto che fa? C'è anche qualcosa per me, signora? C'è del lardo, delle orecchie e dei zampetti. Zampetti? Zampetti. Zampetti. L'ho fatto io. Con un po' di prugne e alcol. Fa schifo. Toh. È vero che fa schifo, eh? No, no, è buonissimo. Buonissimo. Mamma, ho finito. Brava! Ciao. Ciao. Come va? Beh, va male. Malissimo, direi. Col babbo stare qui era diverso, ma adesso siamo solo noi due e certe sere è tremendo. Ieri abbiamo pensato di tornare a Bologna. No, ma sei matto. È pericoloso. Sì, può essere. Ma forse là mi sentirei più vivo. Ma dai, Mario. Proprio adesso che stanno arrivando gli alleati e saremo tutti salvi. Allora sì che possiamo tornare a Bologna, tutti. Può darsi che tu abbia ragione. Forse è meglio aspettare. Avete mangiato le zampette di maiale? No, ma le mangeremo stasera. Sono buonissime, vedrai. Mi hanno sequestrato la macchina, capisci? Hanno voluto la macchina. Mi dispiace. Se sapessi in cambio di cosa gliel'ho dovuta dare, non ti dispiacerebbe affatto. In cambio di che cosa? Niente, niente. Lascia perdere. Ma perché non me lo vuoi dire? Perché è meglio così. È meglio così. Basta. Mamma, c'è l'aereo! Dov'è? Laggiù! È Pippo! Sì, ci siamo. Hanno ripreso a fare i voli di ricognizione. O forse vengono a cercare il nostro amico. È uno dei nostri. Bisognerebbe fare dei segnali. Se potessi fargli vedere l'aereo. Hey! Hey! Hey, look! It's our... Hey! Look! Hey! Non ci vedrà mai. È troppo preso da quei maledetti segni sulla sua mappa. Su, ricopriamo. Con permesso... Buonasera, Ben. Buonasera. Dov'è lui? È sopra. Sopra. L'accompagno? No, 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 vado da solo. Ciao, americano. Salve. Io l'ho trovato. Possiamo dire, l'hanno smontato da un apparecchio comunista. Che hanno tirato giù a medicina. Ce ne sono ormai poche, stanno per finire. Tu lavoravi con la nonna, adesso con la mamma. Pensavo che quando mi sposo e avrò una casa potrai venire a lavorare da me. Beh, dovranno passare un po' di anni, no? Non tanti. Ah!
Che cosa ti ha portato, Benzi? Una parte del carburatore. Ma ho i miei dubbi che si possa usare. Ciao. Stai per andartene, eh? Ma cosa dici? Ma dai, su. Vogliamo solo provare a farlo funzionare. Lo faccio soltanto per far contento quel povero ragazzo. Non ci dorme la notte, lo sai, no? Stai per andartene. Ma no. Non me lo devi nascondere. Promettimi che quando decidi di partire sarò io la prima a saperlo, non gli altri. Sicuro. Sarai tu la prima. Non lo dirò a nessun altro. A nessun altro. Va meglio? Mamma, la neve! La neve? Tieni, Stella, andiamo a vedere! La neve! Ah, che bella! La neve, che bella! La neve! Ciao, Francesca. Mario. Francesca, torniamo a Bologna. Stanno per fare la città bianca. Dicono che i tedeschi se ne vanno e io voglio gustarmi la scena. No, è pericoloso. Proprio adesso è il momento più pericoloso. Giovanna viene con la littorina, la rimettono in funzione. Mario, hai aspettato fino adesso. Non potevi aspettare ancora un po'? No. Qui non ce la faccio più. Francesca, spero che quando torni a Bologna, se vuoi ci vediamo. Promettimi di stare attento. Promettimelo. Sì. Giovanna, Oh, Chicca. come stai? Uff. Andiamo a fare due passi. Sì. Ho visto Mario andarsene, così all'improvviso. Domani parto anch'io. Non so. È per questo che sono qui. Mario ti ha detto tutto, immagino. No? Ah, non lo sai? Guido si è rovinato. Si è rovinato per salvarci, tutti. Si è venduto tutto l'oro che aveva. Non lo sa neanche Magda. E adesso perfino la macchina. Lo capisci perché qui non veniva mai nessuno. E pensare che sembrava quello più attaccato ai soldi. Già. Beh, ci rivedremo a Bologna, quando sarà tutto finito. No. Io credo che rimarrò qua. Qui? Anche dopo la guerra? Sì. Se tutto va come spero, sì. Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? È vero che lui sta per andarsene? No. O almeno non che io sappia, no. Me lo ha detto Benzi, dice che avevano trovato dei pezzi del motore. Io speravo che fosse vero. Mica per altro, Francesca, ma è per te, per le bambine. Giù a Sasso Marconi è tutto cambiato. Non ci sono più quelli che conoscevamo a comandare. Sarebbe bella che lo beccassero proprio adesso, che tu hai fatto tanto per lui. Che abbiamo fatto tanto per lui. Ti ricordi quando andammo a ballare al Salone del Podestà? Sì. Ti accompagnai a casa. Certo che mi accompagnasti a casa. Avevi bevuto? No. No, non avevo bevuto. Non mi ricordo. Non ti ricordi di dopo? Dopo, aspetta, dopo. Ah, sì, che siamo rimasti a parlare. Sì. Sulle scale.
Quella del cortile, fino a mattina. Sì, mi ricordo. E ti ho baciata, Francesca. E tu ci stavi. E poi il giorno dopo siamo andati all'Apollo in galleria. E siamo rimasti dentro, dal primo spettacolo fino alle 8 di sera. E tu ci stavi come Ma vero dai, Francesca? ci stavo. Ero una ragazzina, scusa. Forse mi piacevi come io piacevo a te. Era una roba da ragazzi. Sì, ma poi non hai voluto più vedermi. Hai sempre evitato di uscire con me e tutto è finito all'improvviso. Non mi hai fatto neanche capire il perché. Ma Guido, è roba vecchia, scusa, è ridicolo. Dopo 20 anni vieni a chiedermi come mai non sono stata gentile con te. Dopo 20 anni, Guido. E che le cose che non si sono avute rimangono stranamente le più importanti per sempre. Vedi, quando si è ragazzi si sceglie la pista sulle quali correre. Si scelgono quelle che contano di più, per noi. Io ho corso tanto, Chicca, ma non ho mai vinto. Ma dai, scusa. Hai una famiglia. Hai 2 figli. Sì, ma è altre gare che avrei dovuto vincere. E solo ora me ne accorgo. Non è bello per Magda quello che dici. Non è bello per me. Io so come tu mi vedi. E so come mi vedono gli altri. Io ti voglio bene. Se proprio lo vuoi sapere. E lo sai perché? Perché ti comporti con me come quando ero una ragazza. Sì, come quando ero una ragazza, Guido. E questo è bellissimo. E quando proviamo? Domani. Tomorrow. Per fortuna c'è abbastanza carburante. Però adesso un colpetto potremmo anche darglielo. No. Dovremmo scoprire tutto il muso e l'elica. No, è troppo pericoloso. Lo proviamo domani. E così se funziona, se riusciamo a farlo funzionare. Domani pensiamo di provare l'aereo. E se va bene? Se va bene te ne vai. Sì. Ray, cantiamo un po' la canzone dei soldini. Sì, dai, su, Ok, dai, cantiamo. ok, vengo, ok. Dai, su, dai. Every time it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a blanket of sunshine and flowers. If you want to pick it up, you mustn't shower. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Basta adesso, eh? Bravissime, bravissime. È stato bello. Ieri mi ha scritto Mario. Dice che stanno tutti bene. Che hanno fatto Bologna Città Bianca così non la bombardano più. E Giovanna si occupa dei bambini in una scuola. Non dire niente. Non dire niente. Così, Guido, forza. Mamma, è tardi, non ci ha svegliate. No, oggi no, scusa. E a scuola? Oggi niente scuola, torna a letto.
Sarà più prudente dopo il tramonto. Te ne vai? Sì, devo andarmene. Quando vedi il babbo, glielo dici di noi? Ma sicuro che glielo dico. Guarda che prepareremo una grande accoglienza per quando arriverete. Te lo ricorderai di mandare alla mamma il disco con la firma di quel suonatore? Di Glenn Miller? Ma certo, sicuro. Sarà la prima cosa che faccio. E mi farò anche dare una sua foto col suo trombone, con una dedica per te. Leo è stato bravo ad aiutarti, se non era per lui. Oh sì, lo puoi dir forte, è stato magnifico, veramente in gamba. Lo sai, in America di ragazzi così non ne abbiamo. Quando torni a prenderci? Prestissimo, sì, presto, non appena avrò un grosso aereo per caricarli tutti. Anche il pianoforte e la radio, anche Leo ha detto che vuole venire anche lui, vero Celeste? Finirà tutto e vedrai che io potrò ritornare. Vedrai. No, non tornerai più. Sarebbe bello che potessi farvi venire in America. Sì, sarebbe bello. Vai adesso. Celeste. Ciao. Abbi cura della mamma. Ciao. Stella, dammi un bacio. Ciao. Ciao. Mimma. Oh. Quando vedi il cane di papà, digli che gli portiamo un bell'osso. Ok. Ciao. Arrivederci, Francesca. E grazie. Andiamo. Help me to find you. Help me to know you. Help me to dream. Amore. Help me to say it. Help me to sing it. Help me to dream. Stasera. If time is short and life may be so brief, love is the thing in which we must believe. A day has many precious moments for you, for me.
Carissimo babbo, ti scriviamo di nascosto dalla mamma. Forse non lo sai, ma da alcuni mesi siamo sfollati nella casa dei nonni a Sasso Marconi. Mimma adesso ha 8 anni. Tu non l'hai mai vista, ma è carina parecchio. Stella 10 e io 13. Ti scrivo per dirti che stiamo bene e per dirti che ho conosciuto un ragazzo di 16 anni, specialista come meccanico, che vorrebbe sapere da te, che sei mio padre, se quando saremo grandi potrà sposarlo. È un segreto che ti scrivo e mi vergogno un po', ma anche Leo dice che è giusto che sia il papà della ragazza a decidere se è giusto. Sarebbe bello che, come tutti dicono, la guerra finisse entro l'anno e che tu potessi essere qui con noi a Natale. Sarebbe bello che tu potessi fare questa sorpresa alla mamma. Noi un poco ci contiamo, sai? Estati e molti inverni, la madre e le figlie rimasero in quella casa ad attendere, ma dal cielo niente e nessuno più discese sul campo. Niente e nessuno se non la magica luna. Help me to know you. Help me to dream, amore. Help me to say